Chiedetemi tutto, ma non chiedetemi di rappresentare il centro-destra o il centro-sinistra. Chiedetemi di rappresentare la Sardegna, chiedetemi di rappresentare i sardi. E io quella costante, cari amici, non l'ho mai dimenticato. Ne ho fatto tesoro per tutta la vita, l'ho incarnata, passatemi questo termine, e ne sono oggi profondamente convinto. È vero, mi sono candidato alle elezioni politiche nel 2006, l'ho fatto con un partito nazionale, sapendo e dicendo preventivamente anche allora: vado a Roma con i voti dei sardi per rappresentare la Sardegna, per tentare di capire per quale motivo la Sardegna è così abbandonata e così dimenticata, aggiungo così discriminata. E lì, dal 2006, il governo del centro-sinistra, per poi passare al governo del centro-destra nel 2008, per poi passare poi ai governi tecnico-politici di Monti e di Letta, di capire che non c'è differenza tra centro-sinistra e centro-destra, perché sia il centrodestra che il centrosinistra, alla faccia dei minatori del Sulci, difendono l'Enel piuttosto che difendere la Sardegna, perché sono tutt'uno con i poteri forti, centrodestra e centrosinistra. Io li ho combattuti esattamente, con 1200 voti contrari alle indicazioni del mio partito.